il 27 febbraio del 2012 con la Giunta Sarto, la quale lei comunque svolgeva le funzioni di assessore ai servizi alla persona. Leggo solo l'inizio della stessa delibera del Consiglio Comunale, nella quale relazione all'assessore ai servizi alla persona Luca Antelmo, il testo è evidentemente uguale nella delibera di oggi e nella convenzione di oggi. Allora, ripeto, se lei avrà tentato e noi non abbiamo tentato quello che sto dicendo, però nel momento in cui abbiamo una normativa che chiama altra normativa, non è che possiamo fare solo per il Comune di Caorle un accordo diverso rispetto a quelle che sono le disposizioni. Ripeto, anche lei l'ha approvato in questo testo, no, non solo l'ha approvato, l'ha presentato addirittura in questo testo, allora di cosa si sta lamentando oggi. Le ripeto, ci sono fasce, soggetti deboli, che hanno tutela da parte di altre normative. Non è questa la sede idonea, non è questa la delibera, non è questa la convenzione. La legge regionale richiama i cavalieri di non so cosa, e questa è la legge regionale, finché non viene cambiata la legge, non compete certo al Comune di Caorle cambiare la legge regionale. Va avanti così e poniamo la convenzione, quantomeno finché la provincia è in essere, poi si faranno altre valutazioni. Grazie Sindaco, prego consigliere Todò. Sì, devo dire che probabilmente i tempi vanno avanti, probabilmente anche le situazioni possono essere modificabili nel tempo, visto che c'è questa questione posta attenzione, fanno qualche domanda specifica. Invito l'assessore Giro di segnalare questa incongruenza dal punto di vista sociale su questa questione che probabilmente la legge è giusta. Però vorrei anche invitare lei, visto che qui si parla per l'assistenza e l'integrazione sociale delle persone, che ci saranno altre convenzioni che si possono fare con la TVO, invito anche a tenere in considerazione quelle persone anziane che sono nelle frazioni, che probabilmente che potessero avere accesso a degli abbonamenti o dei servizi che anche durante il periodo estivo per poter raggiungere la città di Caorle, per poter essere integrati all'interno della nostra comunità. Poi, ultima, ed era quella la richiesta che riguardava la convenzione, voi avete, qui si parla che entro il 15 gennaio la provincia taglia i denti, ma ci sono state delle richieste, voi avete notizia, comunicazione, se ci sono state delle richieste da parte del comune di Caorle vagliate, quindi la provincia ha comunicato a voi entro il 15 gennaio delle persone che hanno avuto accesso o che hanno fatto richiesta specifica a questo, perché se poi alla fine si limita a 3, 4, 5 persone o diamo pubblicità a questa, quindi io so che in questo periodo voi avete anche stampato avete rinnovato la stampa della pubblicazione del giornalino, però sarebbe bene che ci fossero queste informazioni di servizio, se i cittadini di Caorle rispondono o non conoscono queste cose. Grazie consigliere, le faccio rispondere dal sindaco. Si considera una volta brevemente, le richieste al momento sono 5 e sarà comunque data ampia pubblicità dopo la promozione della delibera, perché se non esca non alla fine di dicembre. Grazie sindaco, ero capogruppo Porini. Grazie Presidente, io cercavo di segnalare l'esigenza di intervenire prima magari anche degli altri, perché fondamentalmente ritengo che vada posta una questione sospensiva sul punto, essendo lo stesso stato oggetto di quella commissione che poi non si è validamente costituita. Quindi chiediamo che il punto sia ritirato e trattato nell'ambito di una commissione consigliare preventivamente non solo convocata ma anche costituita. Ci sono altri interventi? Votiamo la giudiziale posta dal capogruppo Molini. Favorevoli? Contrari? Prego capogruppo Molini. Grazie Presidente. Nel merito io penso che, visto e considerato che la si deve comunque trattare all'esito del voto sulla sospensiva,
Ritengo che i suggerimenti dati in questa sede dal consigliere Antelmo possano essere, come dire, seguiti da questa amministrazione, mentre condividiamo l'esigenza e anche la finalità di consentire a quelle persone che si trovano nelle condizioni di cui la legge regionale di poter beneficiare di questo titolo di viaggio. Quindi nel merito noi non abbiamo poi problemi a votare comunque favorevolmente. Grazie Capogruppo Bodi. Passiamo ai voti, mettiamo il punto all'ordine del giorno, voti favorevoli, voti contrari, voti contrari, voti astenuti. Votiamo all'immediata eseguibilità. Voti favorevoli, contrari, astenuti. Passiamo ora al prossimo punto all'ordine del giorno. Atto di indirizzo per gli organismi partecipati del Comune di Cave ai fini del contenimento della spesa del personale e per il rispetto dei principi di trasparenza ed anticorruzione. La relazione all'assessore Milosia. Prego, assessore. Sì. Bene, buonasera a tutti i presenti e ai consiglieri. Premesso che con atto numero 211 del 19 novembre 2013 il Consiglio Comunale ha proceduto ad adottare ai sensi dei commi 27 e 33 dell'articolo 3 della legge del 24 dicembre 2007 numero 244, cioè la proroga finanziaria 2008, il provvedimento di riscognizione delle proprie partecipazioni, individuando le società nelle quali il Comune di Cave intende mantenere la propria partecipazione. Ed in particolare trattasi di società che gestiscono attività di interesse generale e attività strumentali per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. L'ente ha la responsabilità generale di regolazione, coordinamento, indirizzo e controllo delle attività delle aziende erogatrici di servizi e di quelle strumentali dell'attività amministrativa, con riferimento in particolare al rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza. Non do lettura completa, cerco di fare un sunto. Comunque comunico che il Comune di Cave detiene partecipazioni nelle seguenti società, che sono quelle di cui parlavamo prima, che sono l'ASCO, l'ACO, l'ASI, quella che adesso è la divenza tagliamento abile, l'ex IBT, la Cave Patrimonio, il Consorzio Arenili, la Mostra Nazionale dei Vini, la nuova Maggiore SRL, che comunque è in liquidazione, la Residenza Veneziana SRL, che sarà comunque trattata nel prossimo punto all'ordine del giorno di questo Consiglio Comunale, e la Veritas SPA. Considerato che per quanto attiene l'azienda invece speciale con Moschetta, gli indirizzi saranno limitati al rispetto dei principi di trasparenza e di anticorruzione, preso atto delle disposizioni che stabiliscono le limitazioni delle assunzioni di personale per il Comune di Cave, che costituiscono il principale complesso normativo volto alle limitazioni delle spese conseguenti all'installazione di rapporti di lavoro e collaborazione. Dato atto che con la legge di stabilità del 2014 si applicano altresì le disposizioni che stabiliscono a carico delle rispettive pubbliche amministrazioni locali obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva e indennitaria, che per consulenza attraverso misure di estensione al personale dei soggetti medesimi della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria. Dato atto che in letteratura è impenibile una sostanziale concordanza nel ritenere che le società a partecipazione pubblica di maggioranza debbano farsi parte diligente per il rispetto dei principi che sono a presidio della riduzione della spesa pubblica e delle società a partecipazione maggioritaria pubblica che gestiscono servizi generali e svolgono attività e funzioni per l'ente locale in house, debbano osservare i medesimi principi fissati in materia di finanza pubblica per gli enti a cui appartengono.
Considerato che la delibera numero 72/2013 ritiene che le società a partecipazione pubblica sarebbero tenute a nominare un responsabile per l'attuazione dei propri piani di prevenzione della corruzione e che in presenza di modelli di organizzazione, gestione e tempistiche elaborati dall'ex decreto legislativo 231/2001 può essere individuato anche nell'organismo di vigilanza previsto dall'articolo 6 del decreto, parimenti vestito della competenza ad effettuare la vigilanza, la contestazione e le segnalazioni di cui l'articolo 15 del decreto legislativo 39 del 2013. Richiamata su tale argomento la deliberazione numero 28 del 23 gennaio 2014 della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo della normativa, che ha riconosciuto il principio secondo il quale il compito dell'ente locale, controllante, in questo caso ovviamente il Comune di Caorle, nell'ambito dei propri poteri di direzione e controllo, garantire il rispetto del vincolo di spesa per il personale, ritenuto pertanto necessario che il testo attuale di contenimento di spesa pubblica che il Comune stabilisca linee di indirizzo programmatico nei confronti degli organismi partecipali ai quali partecipa il Comune di Caorle e medesimi applicano i vincoli specifici previsti per la legge in materia di spesa di gestione e personale dipendente. È ritenuto che il Comune deve opportunamente stabilire indirizzi programmatici nei confronti degli organismi partecipati in cui mantiene la partecipazione di controllo attraverso la formulazione sistematica di direttive strategiche e successiva verifica dell'esecuzione delle stesse, e che debba farsi promotore dell'attivazione dei medesimi indirizzi nei confronti delle società in cui mantiene partecipazioni minoritarie, eventualmente attraverso parti sociali che definiscano un sistema di regole in funzione dell'utilità strategica della partecipazione stessa. Tutto ciò previsto si propone al Consiglio Comunale la seguente delibera: di approvare per le motivazioni di cui in narrativa gli indirizzi per le società indicate in premessa in materia di spesa a costo del personale, ovvero operare in via generale per il contenimento dei costi per il personale e per le collaborazioni, adottare misure idonee per estendere al proprio personale vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria analoghi a quelli vigenti per i dipendenti pubblici, fermo restando il contratto nazionale di lavoro vigente, rispettare le medesime disposizioni limitative delle soluzioni previste per le amministrazioni controllante, raccordando periodicamente eventuali previsioni di assunzioni con il piano occupazionale del Comune, applicare regolamenti atti ad individuare le procedure selettive o comparative con ogni garanzia di idonea pubblicità e trasparenza, al fine di consentire la più alta partecipazione di soggetti in possesso delle professionalità e dei requisiti prescritti, procedere ad una rilevazione dettagliata della situazione del proprio organico in relazione alle esigenze funzionali dei servizi erogati e presentare al Comune un apposito piano economico-finanziario nel quale siano posti in evidenza eventuali esuberi, adottare con propri provvedimenti interni e trasmettere per conoscenza all'amministrazione comunale misure idonee a estendere al proprio personale i vincoli alla retribuzione individuale ed accessoria analoghi a quelli vigenti per i dipendenti pubblici, osservare le disposizioni relative alle società partecipate della pubblica amministrazione contenute nella legge 190 del 2012 all'articolo 1 in merito agli obblighi di pubblicazione e trasparenza, osservare le disposizioni contenute nella legge 190 del 2012, cioè disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, in linea con il piano nazionale anticorruzione del 12 settembre 2013 approvato dall'Associazione Nazionale Anticorruzione, di approvare anche che gli organismi partecipati, anzidetti, entro il 31 maggio 2015 dovranno presentare al Sindaco apposito piano che individui le azioni concrete che intendano intraprendere per raggiungere gli obiettivi di cui venuti precedenti e di trasmettere copie del presente atto ai presidenti dei consigli di amministrazione e agli amministratori unici degli organismi partecipati, nonché al revisore conti del Comune di Caorle, e su questo si chiede di deliberare al Consiglio Comunale. Faccio una premessa perché magari non si era capito bene
il titolo diciamo, di questa delibera, che con questa delibera si intende dare un atto di indirizzo alle società a cui il Comune partecipa, cercando di fare attenzione, ovviamente evitando di fare attenzione alla spesa del personale a rispetto dei principi di trasparenza e anticorruzione. Grazie Assessore Minonia, ci sono interventi? Prego consigliere Paolo. Grazie Presidente. Dunque nella delibera punto 2 del dispositivo si prevede che gli organismi partecipati dovranno entro il 31 maggio di quest'anno presentare al Sindaco un apposito piano che individui le azioni concrete che servono appunto a raggiungere gli obiettivi enunciati nel punto precedente. La domanda è questa: in ragione del cosiddetto principio del controllo analogo, perché le società devono presentare al Sindaco e non invece al Consiglio Comunale questo piano delle azioni concrete? Risponde il Sindaco Monta. Effettivamente la presentazione del Consiglio diventerebbe difficile, perché cosa si fa? Si manda a casa di ciascun consigliere comunale, non è possibile presentarlo direttamente in Consiglio Comunale. Il concetto è che si presenta all'amministrazione, quindi per scelta politica è stato dato l'indicazione che sia presentato al Sindaco. Invece del caso è il Sindaco che lo del Consiglio Comunale, cioè nel caso la valutazione che si fa ex post, come è compatibile con la normativa la presentazione al Sindaco. Prego consigliere Donò. Assessore, questa è una delibera che lei ha già relazionato sulla questione che di fatto costituisce una questione anche finanziaria. Io però di queste tutte partecipate, naturalmente non so se è possibile averlo, oppure nei prossimi giorni lo posso anche chiedere all'amministrazione comunale. Tutte queste partecipate hanno comunque degli assessori di riferimento che sono diversi da lei. Mi riferisco all'ASLO, alla TVO, alla CAI o ancora alla Causa Patrimonio e così via. E quindi ci sono assessori che sostanzialmente hanno pertinenza e competenza per seguire queste partecipate. Questa è una prima domanda, quindi non so se lei ha a memoria, altrimenti nei prossimi giorni mi chiederò in amministrazione. La nuova Framaggiore, qui si cita in liquidazione, non era una di quelle società partecipate su cui si era avviata una divisione già l'anno scorso o era già stata attivata? Non so se era già stata attivata, non so a che punto era, perché probabilmente è la stessa situazione. Questa sera si vuole portare alla discussione della residenza veneziana. Vorrei sapere anche a che punto siamo con le quote della TVO, perché mi risulta che dal punto di vista politico ci siano diverse volontà di dismissione da queste società. E una cosa che mi fa, che vorrei una precisazione da lei diceva, attenzione, questo è un atto di indirizzo, quindi formalmente gli organismi partecipati entro il 31 maggio potrebbero presentare al sindaco un apposito piano, quindi potrebbero anche non farlo. Se per caso lo faranno, sarebbe gradito appunto che il sindaco entro il mese di giugno ci desse un po' l'illustrazione di come stanno andando le cose. No, prego sindaco. Allora, sulla questione del perché abbia relazionato l'assessore personale, ovviamente ci siamo confrontati sull'opportunità che fosse il sindaco a relazionare a capo dell'amministrazione, quindi direttamente anche
dell'organo collegiale che dà dato di indirizzo poi alle partecipate nel caso di specie. In realtà, trattandosi di materia che ha pregnanza soprattutto con riferimento proprio al personale, e come l'Ernesto ha anche citato, che potrebbe essere assessore di riferimento, si è ritenuto che fosse comunque questo assessorato a dover trattare la delibera e poi a seguire la cosa per la trasversalità. Con riferimento invece alla nuova maggiore, che se non ricordo male si trattava di una procedura attivata ancora dalla precedente amministrazione, trattandosi comunque di una partecipata che è prevalentemente, comunque per la maggior parte di proprietà della provincia di Venezia. L'iter è stato avviato, ma le procedure anche che hanno coinvolto la provincia di Venezia, che hanno fatto oggi l'ente di secondo livello, che la porteranno comunque a morire come ente di riferimento, hanno rallentato la procedura, quindi adesso monitoreremo la cosa nel tentativo insomma, che con la fine della provincia ci sia anche l'uscita effettivamente da questa società partecipante. Gli organismi partecipati hanno l'obbligatorietà, potrebbero anche soprassedere al nostro invito che entro il 31 maggio 2015 e si dice qualcosa della situazione dell'APO. E poi una cosa che mi ero dimenticato, tutte queste partecipate qua noi abbiamo idea quante persone occupano, la Vega Veritas, non si vista nemmeno Grazie consigliere, su quante persone occupano, magari faremo la verifica se ritiene che sia necessario, se sia obbligatorio o meno per gli organismi partecipati di presentarla, sì, perché nella parte dispositiva della delibera punto 2 dice che gli organismi partecipati, anzi detti, entro il 31 maggio dovranno presentare, quindi non è un potranno, dovranno, quindi un obbligo di legge, obbligo a seguito della delibera. Grazie Sindaco, prego consigliere Lavaro. Sì, in merito alla risposta che mi ha dato il Sindaco, comprendo che quanto previsto in delibera sia compatibile con la normativa, tuttavia riteniamo che possa sicuramente essere più opportuna la pubblicazione di questi piani, di queste azioni concrete, dall'organo collegiale. Certo, dal nostro punto di vista è preferibile che fatto sia il Consiglio Comunale, però almeno la Giunta Comunale che valuti la congruità di queste azioni e che ne dia, se non un'approvazione, una presa d'atto mediante atto deliberativo, altrimenti sì, non rimane traccia di questa, non c'è evidenza di questa interlocuzione tra il comune e le sue partecipate. Anche perché se non va fatto, nel caso del piano di prevenzione della corruzione, quello relativo all'amministrazione comunale, è la giunta che approva il piano su proposta credo del segretario generale o del dirigente competente. Analogamente penso che si dovrebbe fare anche con i rispettivi piani anticorruzione e i piani di contenimento e spese del personale relativi alle società partecipate. Prego Sindaco. Allora, la scelta che è stata fatta nella delibera di fare riferimento al sindaco piuttosto che ad altri soggetti anche organi collegiali dalla circostanza che il sindaco è comunque rappresentante legale dell'ente e come tale, operando questa delibera su un piano funzionale diversa rispetto a quello del controllo analogo, ha perfettamente ragione che se di controllo analogo è il Consiglio Comunale competente, ma con riferimento a questo non è il Consiglio Comunale competente, ma è rappresentante legale dell'ente. Circostanza che porta peraltro, accogliendo anche quella sua richiesta, a far sì che il rappresentante legale dell'ente, anche in sede solo di comunicazioni, va comunque, secondo me, adesso approfondiremo la cosa con il segretario comunale, portare comunque all'attenzione del Consiglio Comunale di questo aspetto. Sì. Grazie Sindaco. Avevo chiesto la gestione dell'ANUO, se per caso il bando a cui noi avevamo messo a disposizione le nostre azioni è in itinere o per il momento sospeso? Allora, al momento, siccome comunque non appare possibile che il mercato recepisca l'acquisto, sostanzialmente, al momento è fermo. Però ricordo che avevamo fatto un passaggio in Consiglio Comunale, adesso non ricordo la
data qual era il riferimento. Adesso dovremo di riprendere la questione, ma quel tipo di mercato è fermo da molto tempo, quindi anche se il comune decide di prendere comunque l'azione di portarla avanti, non ci sarà comunque risvolto positivo. Grazie Sindaco. Mettiamo il punto all'ordine del giorno. Voti favorevoli? Voti contrari? Astenuti? Mettiamo immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Grazie. Passiamo al prossimo punto all'ordine del giorno, dismissioni e partecipazione nella società Residenza Veneziana SRL. Relazione al Sindaco. Prego Sindaco. Rilevato che l'azienda territoriale per l'edilizia residenziale della provincia di Venezia ha costituito in data 10 luglio 2003 la società Residenza Veneziana SRL con sede legale in Venezia, SSTR 23507, iscritta al registro delle imprese di Venezia, codice fiscale in iscrizione 0347182078, il Comune di Cavia con altri enti e pubbliche amministrazioni partecipa al capitale sociale della sindicata società nella misura dello 0,5% del capitale sociale pari a 5.500. Vista la deliberazione della Giunta Comunale numero 211 del 19 settembre 2013 con oggetto ricognizione delle società partecipate dal Comune di Cavia e verifica dei presupposti per il loro mantenimento, nella quale viene dato atto che la società Residenza Veneziana SRL non presenta al 31 dicembre 2012 il bilancio inutile degli ultimi 3 esercizi, visto l'articolo 3, comma 21, che commi 21, 28 e 29 della legge 244 del 2007 che dispone la liquidazione delle società già costituite, ovvero la cessione delle quote di partecipazione nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica in cui le società già costituite non abbiano al 31 dicembre 2012 il bilancio inutile degli ultimi 3 esercizi, appurato che la società in oggetto rientra nella fattispecie di quel punto precedente che pertanto si rende obbligatorio procedere alla dismissione della quota pari al 0,50% del punto non esplorate, verificata la perizia di stima accelerata il 3 dicembre 2014 del perito nominato la dottoressa Silvia Sartori di Venezia, avanti al notaio dottoressa Lucia Tiralosi di Mestre, determinando il valore patrimoniale di Residenza Veneziana SRL in euro 911.545. Quando premesso si chiede al Consiglio Comunale di deliberare di procedere alla dismissione della partecipazione del Comune di Cavia nella società Residenza Veneziana SRL in una misura dello 0,5% al prezzo di cessione non inferiore a quanto risulta dalla perizia di stima della dottoressa Silvia Sartori e di demandare al segretario generale tutti i conseguenti adempimenti. Ci sono interventi? Prego, capitolo Telo. Sì, anche su questa, non so Sindaco se lei ha avuto modo di leggere comunque dei verbali, quello è stato riferito dal suo capogruppo Marchesani. In commissione era stato detto ottima l'idea delle dismissioni, ma di valutare a questo punto anche altre che abbiamo visto partecipate, magari non quelle giustamente relative ai servizi tipo ATO, ASCO, sappiamo che siamo blindati anche i CAIP, l'ex CAIP non possiamo perché abbiamo il vincolo per il discorso della Brussa. Però visto e considerato che eravamo per non aver motivo di poter perdere i soldi, perché magari capita, purtroppo le società vanno o in liquidazione o in fallimento, di capire un attimo, di vedere, infatti avevo chiesto al capogruppo Marchesano di fare magari una valutazione più attenta anche su quelle ultime 3, visto e considerato che non c'erano vincoli, di poter giustamente, come avete scelto di fare, dismettere anche quelle quote per non avere più costi, diciamo, neanche di poter partecipare a quelle assemblee che vengono fatte, magari sappiamo una volta all'anno. Questa era la proposta che era stata fatta e soprattutto in base anche a quella sindaco che avevamo parlato per quanto riguarda la Pramaggiore, avevamo parlato di un anno e mezzo fa di portarle avanti perché non aveva senso, almeno non dico che non abbiano senso di esistere loro, ma che magari il Comune di Cavia debba partecipare a queste società considerando anche i tempi e considerando anche i costi che hanno la partecipazione a queste società.
Grazie Capogruppo. Prego Sindaco. Sì, solo precisando che nel caso di cui delibera, nella residenza iniziale Serelli non ci sono costi annuali, perché non c'è partecipazione, in realtà come stiamo assolutamente discutendo del valore nominale del prezzo di cessione, però ho assolutamente condiviso questo tipo di impostazione per quelle partecipate che non hanno più motivo di essere scusate delle protezioni partecipate al comune, perché non operano per servizi comunque essenziali o comunque utili. Grazie Sindaco. Prego Capogruppo Lin. Grazie Presidente. Anche in questo caso, trattandosi dell'argomento che è stato fatto oggetto di quella commissione non validamente costituitasi, noi poniamo la questione sospensiva, meno che il punto venga dedicato e ritrattato in altra commissione, non solo validamente convocata ma anche costituita. Ci sono, prego consigliere Tonon. Ritengo che se portiamo all'attenzione del Consiglio Comunale questa delibera ci sia qualcuno che acquisirà questo 0,5% o è una pura volontà di indirizzo di dismissione. E poi, va bene che in questo caso, correggetemi se mi sbaglio, per noi da questa operazione non è un cifrone, però dovremmo perdere tra quello che è il valore nominale e quello che è il valore realmente stimato in migliaia di euro. Sì, prego Sindaco. Allora, rispetto al valore nominale di 5.500 euro, la concessione di 900 euro inferiore, ma come è stata fatta l'impostazione, sostanzialmente l'operazione è condizionata al fatto che tutti accettino di cedere al valore di cui è la perizia di stima della dottoressa che accennavo prima, e c'è la volontà, stavo vedendo un po' la nota perché è recentissima, dal 9 febbraio 2015 di Alta Venezia, dove si dice che Alta Venezia e Residenza Veneziana hanno consentito la nomina del perito al fine di fare questa valutazione, e conclude dicendo che il socio di maggioranza Ater ha consentito l'acquisto delle quote di soci di minoranza, quindi acquistate dall'Ater. Grazie Sindaco. Notiamo la giudizievole posta da Capogruppo. Voti favorevoli. Chiedo scusa, il segretario deve comunicare. Prego, segretario. Tutto per precisare dal punto di vista personale, la questione sospensiva o pregiudiziale, adesso sospensiva, viene posta, io la riassumo in termini dell'altra volta, cioè lei non l'ha presentato, io solo detto come una questione sospensiva in quanto la Commissione non si è regolarmente tenuta. Tengo come sufficiente questa dichiarazione, lo facciamo per relazione, un riferimento a tutta l'argomentazione offerta l'altra volta. Va bene così? Quello che ho detto è quello che credo venga validato. Io invece ho il dovere di motivare le ragioni giuridiche per cui questo provvedimento amministrativo, questo procedimento è validamente, si tiene validamente, e faccio riferimento alle argomentazioni offerte l'altra volta. Se volete do sommario la lettura, però siccome lei penso che presenterà sistematicamente questa questione sospensiva, faccio riferimento alla ragione. Però nell'altro punto non fa parte degli altri sospensivo. Sì, tenendo conto che le deliberazioni saranno riportate per relazione comunque. Quindi verrà fatta una dichiarazione postuma della delibera. Certamente. Grazie segretario. Prego Capogruppo Teso. No, chiedo al segretario se può dare lettura un attimo a quello che stava già dando, visto considerato che così almeno abbiamo un po' di un po' di anche in commissione del segretario, credo che era la quarta volta, lei lega tranquillamente. Il segretario dichiara che dalle previsioni del regolamento del Consiglio Comunale si desume l'inesistenza di norme statutarie o regolamentari che vincolino dal punto di vista procedimentale la validità e l'efficacia delle deliberazioni consigliari all'effettivo svolgimento delle sedute delle commissioni stesse.
La circostanza è peraltro rafforzata dalla mancata previsione nell'ambito della strumentazione normativa a disposizione di alcuni istituti tipici della collegialità, che garantiscono il corretto funzionamento degli organismi e la continuità degli stessi, quali nel caso di specie l'istituto di seconda convocazione con un quorum speculare. Questa argomentazione sarà contenuta in tutti i verbali di deliberazione di cui viene posta la questione sospensiva da parte del capogruppo Bonino. Grazie. Votiamo la sospensiva proposta dal capogruppo Bonini. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Votiamo ora il punto. Sì, prego capogruppo Bonini. Grazie Presidente. Ecco, il punto tra l'altro, posto che comunque viene portato all'attenzione di questo Consiglio Comunale, mi risulta essere già stato affrontato da questo Consiglio Comunale, tant'è che il Consiglio Comunale di Cave aveva già deliberato la dismissione delle partecipazioni della Residenza degli Anziani Serelle. Perché dobbiamo votare ancora ciò che abbiamo già deciso? Prego Sindaco. Effettivamente la delibera di riferimento richiamata dal capogruppo Borini è del 30 settembre del 2013, la quale il Consiglio Comunale deliberava di procedere alla dismissione della partecipazione del Comune di Caule, la società di riferimento, nella misura dello 0,5% del capitale sociale pari a euro 5.500. Quindi il Comune aveva deliberato, il Consiglio Comunale aveva deliberato che il valore di cessione della quota doveva essere il valore nominale. In realtà quello che viene oggi proposto è di valutarlo al prezzo di cessione che è inferiore di 900 euro, perché questa è la condizione imposta dall'ente capofila, cioè sostanzialmente dall'ATER, che detiene il pacchetto di maggioranza, condizione per la quale uno 0,5% non può deliberare di avvicinamento, tutto viene imposta come condizione sine qua non che tutti i soci, se vogliono recedere, devono recedere al valore di perizia di stima, da cui la nuova delibera, perché deve abbassare, il Consiglio Comunale deve autorizzare, il valore di cessione non è 5.500 euro, ma a seguito della perizia di stima della dottoressa è nella misura inferiore di 900 euro, è stato detto prima. Grazie Sindaco. Votiamo quindi la sospensiva. Per chiusura votiamo la delibera. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Grazie. Passiamo ora al prossimo punto all'ordine del giorno. Articolo 96 del decreto legislativo 367/2000, individuazione organi collegiali indispensabili. Relazione al Sindaco. Prego Sindaco. Chiamato l'articolo 96 del decreto legislativo 267 del 2000, il quale prevede che sono individuati i comitati, le commissioni, i consigli e ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenute indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione. Dato atto che ai sensi della predetta disposizione in relazione alla competenza funzionale in ordine alla costituzione dei singoli organismi collegiali del Comune, l'individuazione degli stessi è demandata al Consiglio Comunale. Ritenuto opportuno al fine della maggiore efficacia e efficienza dell'azione amministrativa e quindi consentire una quasi istruttoria di procedimenti, l'acquisizione delle necessarie condizioni di merito e valutazioni tecnico-giuridiche, individuare quali organismi collegiali indispensabili ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 267 del 2000, quelli sottodicati, le commissioni consigliari permanenti e la conferenza di capigruppo, ritenuto inoltre opportuno garantire il buon funzionamento delle attività di competenza comunale, prevedendo la permanenza delle seguenti commissioni caratterizzate dall'esclusiva partecipazione di esperti, dotati di particolari conoscenze e competenze tecniche spesso non disponibili all'interno dell'ente, dato il livello specialistico delle stesse, la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, la Commissione Comunale per il collaudo degli impianti di distribuzione carburante. La consulta sul turismo è istituita con deliberazione di Giunta Comunale numero 240 del 6 dicembre 2012, la Commissione del Mercato Ittico Comunale, istituita a seguito dell'adozione del nuovo regolamento comunale del mercato ittico con deliberazione del Consiglio Comunale
numero 53 del 29 luglio 2014, regolamento entrato in vigore in data 23 agosto 2014, preso atto che con propria deliberazione numero 77 del 25 novembre 2014 è stata istituita l'organizzazione di gestione della destinazione turistica OGD denominata DNO Cavole, in seguito attivata attraverso l'istituzione di un tavolo di confronto come stabilito dalla Regione Veneto nella delibera di Giunta regionale 2286 del 2013, dato atto che in relazione alla soppressione della commissione edilizia integrata disciplinata dal regolamento edilizio comunale, per riferimento altresì alla legge regionale 10 del 2011 di modifica della legge regionale numero 11 del 2004, che ha abrogato la legge regionale numero 63 del 94, si propone tanto premesso il Consiglio Comunale la seguente delibera: di ritenere indispensabili per ragioni di premessi sottodicati organismi collegiali, le commissioni consigliari permanenti, la conferenza di capigruppo, la commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, la commissione comunale di controllo degli impianti di distribuzione di carburante, la consulta sul turismo, la commissione del mercato ittico comunale, l'OGD denominata DNO. Ci sono interventi? Prego, capogruppo Bolini. Grazie, anche per dare consecuzione logica immediata, ripropongo la questione sospensiva poiché questo argomento, come gli altri, non è passato attraverso una valida commissione costituitasi. Quindi chiedo che venga ritirato appunto l'ordine del giorno e venga ritrattato nell'ambito di una commissione non solo validamente convocata ma anche costituita. Poi eventuali interventi. Valgono le argomentazioni che prima espresso il segretario. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Tonon. Sì, volevo appunto capire anche dal segretario cosa significa il primo comma, il primo capoverso di questa deliberazione, dove viene scritto: richiamato all'articolo 96 del decreto legislativo 267/2000, il quale prevede che sono individuati, sono indicate le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenute indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione. Cioè, se queste commissioni, questi organi di cui abbiamo deliberato sono funzionali per la realizzazione dei fini istituzionali amministrativi, non riesco c'è una relazione o c'è una giustificazione perché questi non hanno nessun aspetto, le commissioni non hanno nessun aspetto istituzionale, amministrativo, e poi qui in questa delibera gli si dà questa rilevanza amministrativa. Grazie consigliere, faccio rispondere dal segretario. Prego, consigliere. A mio parere quello che lei sostiene viene avvalorato dal fatto che per esempio non si procede alla surroga dei commissari pensionali. Se voi sostenete l'essenzialità e la responsabilità delle commissioni come avete fatto finora, secondo me dovreste farvi anche in prospettiva di queste funzioni. L'amministrazione ha, da quando faccio questo lavoro qui al Cavole, ha riconosciuto le commissioni consigliari come organi indispensabili per il corretto svolgimento dell'attività amministrativa. Questo significa che vengono mantenute in quanto organismi, non significa che dal momento in cui vengono regolarmente convocate poi si debba per forza avere il numero legale, perché mi pare che dal fatto stesso che si è dimesso non si sia proceduto alla surroga, si continui con questo e si continui a non garantire, sto parlando del segreto, si continui a non garantire la funzionalità dell'organo anche dal pulpito di un'università tecnica si ammette che la commissione può funzionare anche se non è in plenum dei membri visti. Grazie segretario. Ho capito perfettamente, grazie della forma in cui lei ha presentato, dal punto di vista tecnico lei è qui per garantire dal punto di vista tecnico, ma se i politici non vogliono capirla sono degli asini, quindi
Grazie consigliere, prego capogruppo. No, un attimo, consigliere Trononga, calma, perché adesso, da che pulpito, segretario, ha ragione lei giustamente è il garante e notaio di tutti, ma non venga a dire adesso causa di qua che non facciamo la nomina dei commissari. Il presidente della commissione convoca e non è presente. La penultima volta il presidente non convoca e mancavano i posti. Adesso, segretario, stiamo tranquilli e ognuno faccia il suo ruolo, no? Grazie capogruppo Peso. Quindi votiamo intanto la sospensiva del capogruppo Polini. Voti favorevoli, contrari, astenuti. Grazie. Votiamo la delibera. Chiedo scusa, prego capogruppo Polini. Grazie Presidente. Allora, qui si tratta di individuare organi collegiali indispensabili. Organi che, al di là di quelli che sono stati indicati nella proposta di delibera, mi pare di ricordare che alla luce dell'approvazione della cosiddetta mozione marchesana, deliberata in Consiglio Comunale 23/12/13, nell'ultimo anche nel Consiglio Comunale del giorno 11/2/14, prevedesse questa amministrazione pure la istituzione della consulta delle associazioni. Allora io mi chiedo perché non l'avete inserita? Prego, Sindaco. Allora, rimane un atto di indirizzo ovviamente che faceva parte del programma di riferimento, non è stata considerata una delle priorità in questo periodo, quando c'erano altre priorità che l'amministrazione ha dovuto portare avanti. Però senz'altro coglieremo il suo invito di prendere in mano la questione da proporre. Grazie Sindaco, se non ci sono altri interventi mettiamo ai voti la delibera. Voti favorevoli, contrari, astenuti. Grazie. Passiamo ora al prossimo punto all'ordine del giorno. Approvazione e convenzione per la costituzione di una centrale unica di committenza tra i comuni di Carle e Sastino di Livenza. Relazione al Sindaco. Chiamato il comma bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 163/2006, codice dei contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture, così come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera D, della legge n. 89 del 2014, comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito dell'Unione dei Comuni, di cui l'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito coro consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi degli uffici, ovvero ricorrendo a un soggetto creatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, numero 56. In alternativa, gli stessi comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip SpA o da altro soggetto aggregatore di riferimento. Dato atto che detta disposizione si applica per le gare bandite dal 1 gennaio 2015 per servizi e forniture e dal 1 luglio 2015